È un pellegrinaggio continuo, quello alla tomba di Giulio Cecchettin qui nel cimitero di Saonara. Tutti i giorni, ogni giorno, tantissime persone si fermano nella sua tomba, moltissime quelle che sono venute anche oggi a testimoniare un dolore enorme che è diventato il dolore di tutti, quello per la perdita di questa ragazza solare, sorridente, di cui tutti hanno una piccola storia da raccontare. Chi è arrivato da lontano, chi arriva tutti i giorni da molto vicino. E allora queste storie adesso le sentiamo insieme. Giulia è un anno che ci manca. Quando vengo al cimitero per i miei cari, in pratica è insieme con i miei cari. Purtroppo io ho fatto la collaboratrice scolastica e l'ho avuta per i 3 anni, anche i fratelli. Una grande ragazza, guarda. Che bambina era Giulia? No, era una ragazza con tanta allegria, aiutava gli altri, anche i ragazzini che avevano difficoltà. Era sempre disponibile, sorridente, una brava ragazza, guarda. È un peccato che abbia fatto questa fine proprio. Non riesco a capire quel mostro, cosa gli sia passato per la testa. Lei la conosceva Giulia? La famiglia, forse ho intravisto lei, però il papà e la mamma sì, la mamma è là. Ah sì. Però ho voluto salutarla oggi. Sempre, sempre, sì, quando vengo. Da giovane donna hai paura? Sì, cioè, perché comunque tu ti fidi, cioè lei si è fidato di una persona, no, il suo ragazzo, poi è finita così, quindi ti fa capire quanto poco alla fine conosci una persona. Quindi sì, da stare attente, ma tutti, anche i ragazzi comunque. Ti ha fatto effetto vedere la tomba? Sì, non pensavo, è un brutto vederlo.